A Mira, in provincia di Venezia, lungo il Naviglio del Brenta, in riviera Silvio Trentin, sorge la villa Contarini Pisani, detta dei Leoni. Il patrizio veneto Federico Contarini di San Luca, nel 1558, terminò la costruzione della villa, che oggi viene detta dei Leoni, perché nel XIX secolo, ai lati della scalinata centrale d'ingresso, sono stati posti 2 leoni in pietra. Il complesso è costituito dalla villa, la barchessa, l'oratorio e da un ombroso parco giardino. L'edificio ha la facciata principale rivolta verso la riviera, in quanto era dal naviglio che vi si raggiungeva in battello da Venezia. La scalinata a gradoni con i leoni porta all'ingresso su di un piano rialzato e da qui si accede a una sala di entrata. Sulla facciata tramontana, opposta all'ingresso, rivolta verso il parco, si apre una loggia a 5 arcate. La struttura è costituita da 2 piani nobili, un sottotetto e un seminterrato, in cui si trovava la cucina e il deposito vivande. Dalla sala di ingresso una scala a volta porta al piano superiore, dove troviamo un lungo salone, illuminato da una trifora di porte e finestre, con poggiolo in marmo sul lato a mezzogiorno sopra la porta d'ingresso e sul lato a tramontana sopra il portico. Attualmente la sala viene utilizzata per incontri culturali e conferenze. Nell'ultimo piano, soffitta, rischiarato e ventilato da piccole finestrelle ovali sotto il cornicione e da un bel abbaino centrale, vi dormiva la servitù. La villa divenne famosa perché Enrico III di Valois, futuro re di Francia, nel 1574, di passaggio per la Repubblica di Venezia, volle visitarla. A ricordo di ciò, i Pisani, diventati proprietari del complesso nel 1620, nel 1745 commissionarono a Giambattista Tiepolo un affresco commemorativo dell'evento. Nel 1872 la villa fu acquistata dal commerciante triestino Demetrio Mero, che nel 1893 vendette l'affresco ai coniugi francesi Jacques-Marc André, collezionisti d'arte. Ora l'affresco si trova nel Museo Jacques-Marc André di Parigi, ma dal 2018 si può ancora ammirare nella sala di ingresso della villa perché è stata riprodotta una copia con tecnica digitale. Nel 1910 il Ministero della Pubblica Istruzione dichiarò l'edificio monumento nazionale. Nel 1921 il comune di Mira acquistò il complesso per utilizzarlo come scuola elementare ed in seguito per gli uffici demografici e amministrativi del comune e come biblioteca comunale. Nel 1981 fu eseguito il restauro dell'oratorio. Nel 1988 quello della Barchessa, che divenne il nuovo teatro comunale. E dal 1998 al 2008 è stato portato a termine il restauro della villa, che oggi viene utilizzata come location per mostre e conferenze. Il parco è sempre aperto al pubblico ed è rimarchevole per le sue piante antiche e lussureggianti.